Macigno sfiora la casa come un terremoto. Enorme masso precipita poco dopo la mezzanotte in Valle di Schevenin sulla proprietà di Bruno Schevenin. Famiglia evacuata e alloggiata in una casa vacanza. Apriamo con questa notizia, l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di mercoledì 23 luglio 2025. La notizia riportata sia sul Gazzettino che sul Corriere delle Alpi ci porta a Sette Ville. Un boato simile ad una forte scossa di terremoto. La notte scorsa, ieri mattina, a 00:20 ha svegliato di soprassalto la famiglia di Bruno Schevenin che risiede in Valle di Schevenin, poco oltre il centro abitato. Un masso di enormi dimensioni letteralmente piombato nel cortile dell'abitazione a pochi metri dalla casa stessa per permettere il sopralluogo del geologo inviato dalla provincia e mettere in sicurezza la famiglia Schevenin. L'abitazione è stata fatta evacuare e alloggiata temporaneamente nella vicina casa per ferie comunale. Il figlio, ricevuto la telefonata di mia sorella Isabel a 00:25, racconta Francesco Schevenin, figlio di Bruno, che si è velocemente precipitato sul luogo dell'accaduto, per cui il masso sarà caduto più o meno 5 minuti prima. Bastavano pochi metri di scostamento e la vicenda avrebbe potuto assumere caratteristiche ben più gravi. Infatti l'enorme pezzo di falesia di alcuni metri cubi e, a detta di qualcuno dei presenti, del peso di parecchie centinaia di quintali, se fosse caduto sulla casa l'avrebbe letteralmente distrutta, senza pensare a cosa sarebbe potuto accadere a chi era all'interno. E vediamo appunto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, l'enorme masso che ha colpito, ha sfiorato questa abitazione di Schevenin. Siamo nel comune di Sette Ville. Fortunatamente non ci sono state vittime, danneggiamenti all'abitazione, ma veramente poteva essere una tragedia. Ed ecco il sopralluogo dei vigili del fuoco avvenuto subito dopo la comunicazione di questo masso piombato appunto a lato della casa di Schevenin. La vicina di casa: abitiamo in questa zona da 50 anni ma non abbiamo mai visto nulla del genere. Scattano le perizie, in bilico c'è un altro pezzo di falesia. Ieri Palazzo Piloni ha distrutto il bolide, si lavora ancora. In campo i geologi della provincia e la protezione civile. Il sindaco Zanolla: siamo abituati, ma c'è preoccupazione. E adesso diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con quello del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda gli anziani in provincia di Belluno. Sono 15.000 chi ha più di 75 anni e chi ha più di 75 anni uno su due vive da single senza l'assistenza dei parenti ed è a rischio isolamento. Allarme lanciato dallo SPCGL: i comuni realizzino d'urgenza centri di incontro. Gli esempi positivi di Gosaldo e Comelico Superiore. Un over 75 su 2 in provincia di Belluno è solo perché vedovo, perché divorziato, perché non si è mai sposato, vive da solo nella sua abitazione, magari i familiari sono lontani. Su 29.194 ultra 75 anni residenti tra le Dolomiti bellunesi, 14.746 vivono in condizioni di isolamento sociale. L'articolo di Paola Dallanese a pagina 15. Pagina 19, caccia ad agosto la preapertura nel mirino, i cervi, via ufficiale il 21 di settembre. Rocca Pietore, centralina di Col, senza le barriere c'è un esposto. L'articolo di San Tommaso a pagina 26. Nelle cronache, Osservatorio Montagna, un'estate ad alta quota, flussi turistici in aumento. L'articolo di Francesco Dalmas da pagina 16 a pagina 17. Verso Milano Cortina 2026, Simico affida a Graffer la cabinovia di Bormio. L'articolo di Michielli a pagina 27 e la foto di copertina è appunto dedicata al macigno che ha sfiorato questa casa del comune di Sette Ville. Paura nella notte in Valle di Schevenin, evacuati gli abitanti, una famiglia di 3 persone. Macigno giù dalla montagna, questo è il titolo che accompagna la foto di copertina. Abitazione sfiorata. La storia: Longaroni in un deposito, atti inediti sulla diga del Vajont. Un gruppo di appassionati di storia del Vajont ha trovato cimeli inediti e sta realizzando un modellino che riproduce fedelmente la diga. Se ne farà una mostra. L'articolo di Decol a pagina 25. Veneto, prima volta di Giulia Roberts al Lido, mostra del cinema, il film, il programma, gli ospiti. Tutto questo a pagina 30 e 31 del Corriere delle Alpi. Ma sempre a livello veneto, centrodestra, veti e prove di forza, pressing su Zaia. Ora la data del voto. La trattativa sulle regionali resta ingarbugliata, il governatore chiede garanzie.
Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, dopo aver letto appunto la notizia di approfondimento. Un'altra notizia, un altro richiamo che troviamo in prima pagina ci porta in Val di Zoldo, moto a 160 km/h, SOS in Val di Zoldo. La denuncia del sindaco dei Pellegrin, viaggiano a velocità impressionanti. In pochi giorni ci sono stati già 4 incidenti. I video delle imprese finiscono sui social come trofei. Agenti e istituzioni vengono perfino derisi. Lo Stato deve intervenire. L'articolo di Giovanni Santin a pagina 3. Pieve di Cadore, la pioggia cancella il via libera ANAS, Alemagna deserta. Per quel cartello dell'ANAS a Tai l'Alemagna era chiusa, ma in realtà le cose stavano diversamente. Le scritte che indicavano la chiusura solo in orario notturno e durante temporali erano state cancellate dalla pioggia. Così statale deserta e tutti in viaggio verso Auronzo. L'articolo di Bolzonello a pagina 13. La baronessa inglese, basta, mi arrendo, prendetevi il quadro e retroscena della lunga mediazione che ha riportato a casa l'opera rubata nel 1973, l'approfondimento di Damiano Turmen a pagina 2, e la foto di copertina è richiamo alla notizia letta poc'anzi, Quero, il crollo della notte, pensavamo a un terremoto, masso sfiora la casa, famiglia evacuata. L'articolo di Mondin a pagina 9. Ponte nelle Alpi, degrado in cimitero, poco rispetto per Valenti, 7 foto pubblicate nella notte, una didascalia laconica. Cimitero Quantina Losego, ognuno tragga le proprie conclusioni. Un post su Facebook che potrebbe avere un eco non solo locale, perché le foto che poi sono state rese note attraverso il profilo ritraggono anche il luogo e la tomba dove è sepolto il celebre giornalista romano Paolo Valenti, ideatore di 90° minuto. L'articolo di Santin a pagina 10. Livinallongo del Col di Lana, infarto fatale, turista muore sul Falzarego, l'approfondimento a pagina 11, e ancora dal capoluogo, conti sospetti, giallo sulla mostra di Andy Warhol, l'articolo di Santin a pagina 5. Passiamo a pagina 2 del Corriere delle Alpi, il quadro rubato, avete vinto voi, riportatevi a casa questo capolavoro. Christopher Marinello racconta come ha convinto la baronessa de Dosn a cedere, non l'avrebbe mai potuto esporre né vendere, ha fatto solo la scelta più saggia. Vediamo appunto in questo scatto l'avvocato Marinello vicino al dipinto riportato a casa a Palazzo Fulcis. Ma al Fulcis mancano ancora l'appello 7 opere d'arte, l'ombra della mala del Brenta. Erano gli anni dei furti su commissione, spesso per mano di organizzazioni criminali. Notizia che ha avuto un richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 3 del Gazzettino, l'emergenza, moto come missili, già 4 incidenti e siamo senza difese. La denuncia del sindaco di Val di Zoldo De Pellegrin, corrono anche a 160 km/h, autovelox e telelaser vanno omologati al più presto, e scrive al ministro Salvini. Non bastasse l'impunità, i miei agenti vengono anche derisi sul web, tutto questo è inaccettabile, altra dichiarazione del sindaco dei Pellegrin. Corse spericolate, centauri senza freni, quelle gare di velocità verso il Vajont esibite come trofei sui canali social, lungo le sponde del lago di Santa Croce toccati perfino i 200 km/h, la gente ormai è terrorizzata. Il giallo ci porta invece nel capoluogo, giallo Warhol, questo è il titolo a piena pagina, i conti non tornano, insieme per Belluno lancia 2 domande a Palazzo Rosso e incalza su scelte e politiche culturali dell'amministrazione, l'incrocio tra ingressi alla mostra e ricavi non corrisponde, e che fine hanno fatto tutti i proclami sulla Fondazione Teatri? In totale gli ingressi sono stati 8.478 per una media di 5 euro a ticket, ma risultano entranti solo 20.000 euro. Messa in sicurezza a Medì, l'altra notizia che interessa il capoluogo, i lavori partono in autunno, passo avanti per il Nevegal. Nella zona c'è una frana importante creata dal maltempo nel 2023, verranno sistemati il versante e la strada. Ancora da Belluno, ritrovo al parco e che resta autogestito la bella gioventù di Tisoi e Bolzano, una mamma ha creato un gruppo di gioco, altri ragazzi hanno fatto rivivere l'oratorio, così contrastiamo lo spopolamento. E adesso notizie da Feltre, sport, Prealpi Tour, oggi si parte, 280 km a piedi e parapendio, appuntamento in mattinata alle 9.30 in Largo Castaldi, 60 atleti in gara, il percorso toccherà le Prealpi bellunesi, vicentine, trevigiane e anche il Trentino. E sempre da Feltre, notizia di spalle, concerto a San Benedetto con il coro Monti del Sole, il momento di aggregazione sabato con inizio alle 20.45.
Continuiamo con Quantin, cimitero Regno del Degrado. Sui social un utente denuncia lo stato di abbandono in cui versa il camposanto che custodisce le spoglie di Paolo Valenti. Il comune in tempi record interviene con una squadra di operai che sistema il sito, ma in altre frazioni è un disastro. Ed ecco in questo scatto i cumuli di sabbia ed erbacee nel cimitero di Quantin, dove riposano appunto le spaglie di Paolo Valenti che vediamo in questo riquadro. Sedico, rete idrica Colabrodo, da lunedì via ai controlli. E ancora Borgo Valbelluna, tragedia a Campo, domani l'addio a Dalle Vedove. Commozione a Campo di Mela dopo giorni di shock per la tragica morte di Pierluigi Dalle Vedove, rimasto schiacciato sotto una balla di fieno. Ieri il dolore è stato in qualche modo ufficializzato tramite le epigrafi che fissano la data del funerale. L'ultimo saluto al 66enne sarà dato domani pomeriggio alle 15. Il rito funebre sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Carve, il paese poco più alto rispetto a Campo, dove c'è anche il cimitero. Marmolada nel 2040, addio ghiacciaio. Il centro studi nazionale Italy for Climate lancia l'allarme: perso l'85% del volume dal 1905 ad oggi, impossibile salvarlo. Ogni anno sparisce 1 metro di spessore per l'innalzamento delle temperature, un disastro misurabile e fotografabile. Vediamo in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, il gigantesco serraco che si staccò nel luglio 2022 travolgendo 11 persone, un altro segnale che il gigante sta morendo. San Tommaso a Gordino, orti rupestri e battaglia dei semi, la resistenza agricola con Mencini. E continuiamo con le notizie che interessano il bellunese. Siamo a pagina 13. Scritta cancellata dalla pioggia, un segnale ANAS provoca il caos. Grottesco a Tai, l'indicazione in caso di temporale, lavata, rimane il divieto. Tutti per Auronzo, ma la statale era aperta. Non c'è pace l'Alemagna, fra cantieri e semafori, chiusure per frane, informazioni assenti o errate per gli automobilisti. Questa è l'estate più difficile che si ricordi. L'ultimo caso dopo un lunedì di dubbi, di stop and go per il brutto tempo. È di ieri mattina a Pieve, dove si sono registrate lunghissime code in ingresso sud. Il traffico era bloccato fin dall'inizio del Ponte Cadore per un cantiere con semaforo all'interno della prima galleria della circonvallazione in direzione Auronzo. Ma non è stata tutta colpa del rosso del semaforo, è stato piuttosto un concorso di fattori, perché in molti hanno preso quella direzione indirizzati da un grande segnale stradale giallo di ANAS che dava chiuso la 51 direzione Cortina, che invece era aperta e tranquillamente percorribile. Apriti cielo e sono partite le illazioni più disparate. E adesso lo sport. Dolomiti, test di lusso con il Venezia, tutto pronto oggi a Falcade per la prima uscita stagionale contro i lagunari di Stroppa, appena retrocessi di Serie A. Ovviamente la notizia è dedicata al calcio di Serie C. Di Serie C, scusate. Passiamo adesso invece alle notizie che troviamo sull'edizione del Corriere delle Alpi riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 15 ed è la seguente: over 75 bellunesi, 1 su 2 solo servono servizi e aree di ritrovo. Spicigl, rischio isolamento sociale per 15.000 anziani. A Gosaldo e in Comelico esempi positivi di aggregazione. L'articolo è a firma di Paola Dallanese. Troverete, per chi fosse interessato, anche una mappa suddivisa per i singoli comuni del territorio della provincia di Belluno, in cui sono indicati gli uomini e le donne sopra i 75 anni soli, in totale sotto i 75 anni la percentuale appunto di chi è solo sopra i 75 anni. A livello provinciale il totale è del 51% di over 75 che in questo momento è solo. L'estate sulle Dolomiti con 620.000 turisti, tanti gli stranieri, numeri in aumento del 5% rispetto al 2024, per un giro di affari da 200 milioni, in crescita la richiesta di soggiorni brevi da parte delle famiglie italiane. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo nel capoluogo. Ex Agip, assemblea pubblica il PD, ignorate 800 firme. Martedì al Don Bosco presenti il sindaco Gamba, vice sindaco e il proprietario dell'area Cristian De Pellegrin. Assurdo escludere il capo frazione di Baldenic. Lavori sempre dal capoluogo, frana di via Medile, la messa in sicurezza entro l'autunno. E ancora dal 27 luglio al 7 settembre tornano le visite guidate alla chiesa di San Pietro, notizia che interessa sempre il capoluogo bellunese.
Passiamo invece a Feltre con pagina 21 del Corriere delle Alpi, pedoni e ciclisti più sicuri dal cimitero alla peschiera. Il Fondo Comuni Confinanti aumenta il contributo per la ciclopedonale. Bona, assessore comunale, con i soldi aggiuntivi miglioreremo il tracciato, lavori entro l'anno. Il caso fatto di cronaca, fece irruzione a scuola per vedere la figlia, adesso denuncia l'ex. E continuiamo con Feltre, la piazza Emalga Campette nel progetto da 2,6 milioni, via Roma sarà allargata abbattendo un edificio e ci saranno più parcheggi, lavori anche per una migliore efficienza energetica di biblioteca e municipio. Santa Giustina è giornalista Bendicenti, domani parla all'Europa, l'appuntamento è alle 20:30 in Piazza Maggiore. Continuiamo con le notizie che interessano in questo caso la Valbelluna, il comune di Borgo, argine demaniale dove è morta Gaia, il comune valuta la messa in sicurezza. L'amministrazione attende indicazioni dalla magistratura, bisogna capire dove cominciano le nostre competenze. L'intervista all'assessore Simone Deo, la firma di Gigi Sosso, vi aspetta in questa pagina. Limana, il consiglio comunale, materna da 150 posti, talo è categorico, la priorità è la realizzazione del nido. Diga del Vajont, trovati cimeli inediti della ditta che costruì la diga. Un gruppo di appassionati ha avuto accesso ai magazzini della milanese Torno. A settembre foto inedite e documenti in mostra con 2 modellini dell'invaso. Ponte nelle Alpi, notizia di spalle, alla Casa del Sole una nuova presidente è l'avvocato Munerin. E continuiamo con le notizie che interessano la Gordino, esposto sulla centralina comunale, mai realizzate le difese arginali. Rocca Pietro è la proprietaria di un immobile e contesta la costruzione in difformità dal progetto. Val di Zoldo, il percorso paesaggistico dedicato a Vassalli sarà inaugurato sabato. Una serie di stele in vetro poste lungo vie e sentieri di Val di Zoldo celebrano il grande scrittore che nel 2015 divenne cittadino onorario. Notizie da Cortina, articolo a firma di Alessandro Michielli, Simico affida un nuovo appalto a Graffer, dopo Socrepes farà la cabenovia di Bormio. E ancora dalla Perla delle Dolomiti, siamo a San Vito, criticità idrauliche sul Russecco, articolo di Alessia Forzin, Zanella a fermare la variante ANAS, la deputata interroga i ministri, lo studio fatto fare dal comune conferma i rischi di esondazione. Continuiamo con la rubrica Cultura e Spettacoli. Clooney e Roberts, stelle del Lido. L'edizione 82 avrà come filo e conduttore la mostruosità e Jude Law interpreta Putin, come vediamo in questo scatto. Terminiamo con la rubrica Giorno e Notte, gli appuntamenti culturali in provincia di Belluno, sfacciati Oblivion Collection, non ci prendiamo sul serio. Il gruppo domani si esibisce all'Alexander Giraldi Hall per il programma di Cortina Teatro. Siamo felicissimi di arrivare, non c'è l'aeroporto? Ci lanceremo con il paracadute allora. E con questa notizia davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.